Buongiorno, ben trovati da Sicilia. 24 i titoli del nostro telegiornale. Al via gli esami di maturità 2023, coinvolti 48.000 studenti siciliani. Oggi la prima prova con lo scritto di italiano, Moravia, Quasimodo e le riflessioni su testi di Piero Angela tra le tracce proposte. Dopo il sequestro di altre 6 navi della Caronte Tourist aumentano i disagi nei collegamenti con le isole minori e cresce la preoccupazione dei residenti per gli approvvigionamenti alimentari e le forniture dei servizi. È morto a Favara, forse per un'overdose, Vincenzo Lattuca, il fratello della 27enne Jessica, scomparsa nell'agosto del 2018, appena una settimana fa la notizia dell'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati per l'omicidio della sorella. Nuovo naufragio con dispersi al largo di Lampedusa, prosegue intanto la visita della Commissione europea per le libertà tra sopralluoghi, polemiche e cambi di programma. Il presidente Aguilar ai nostri microfoni, situazione inaccettabile, serve una rete europea. 10 anni fa l'Etna diventava patrimonio dell'umanità. L'anniversario del riconoscimento UNESCO ribadisce l'importanza del vulcano più alto d'Europa, da sempre attrazione turistica. Palermo in fermento per i 2 concerti di Vasco Rossi al Barbera. Fan da giorni accampati davanti allo stadio in attesa del rocker emiliano in città da ieri. Attivi nuovi divieti di circolazione e di sosta. Calcio, il Palermo si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in Serie A. Fumata bianca in extremis per il Messina, iscritto al campionato di Serie C. Ancora buongiorno, oggi primo giorno di esami di maturità per 48.000 studenti in Sicilia che si sono dati appuntamento per sostenere la prima prova scritta. Siamo andati all'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Catania per raccogliere le emozioni dei ragazzi e dei loro insegnanti prima di conoscere le tracce della prova di italiano. Emanuela Corsi. Emozionato o tranquillo? No, molto tranquillo, alla fine gli argomenti li abbiamo studiati più che bene, quindi siamo molto tranquilli, almeno personalmente. Sono le 7:30 del mattino. Davanti all'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Catania c'è fermento in attesa della tanto agognata maturità. Gli studenti sono già qui, in attesa di entrare e sostenere la prima prova scritta di italiano. Non è altro che un compito normalissimo, almeno questo credo perché ancora non l'ho fatto. Un po' di emozione, un po' di timore di quello che verrà nel futuro. Dopo 5 anni di duro studio, almeno spero che vada tutto bene. Non tutti però hanno dormito sonni tranquilli. Non sappiamo cosa fare, siamo proprio terrorizzati. Ma come terrorizzati? È da anni che ci preparano a tutto questo e non è servito a nulla. Anche gli insegnanti non nascondono la loro emozione, soprattutto per questo ritorno alla normalità dopo anni di limitazioni legate alla pandemia. Sono emozionati, anche noi docenti, siamo tutti emozionati. Sono ragazzi che ci siamo coccolati, cresciuti in tutti questi 5 anni. Dopo un selfie di gruppo è l'ora di entrare e scatta, come da tradizione, la corsa agli ultimi posti. Eccolo qui il fortunato a cui è toccato il primo banco. Mi va bene perché ho i miei compagni qua vicino da una vita ormai attaccati. Quindi quantomeno c'è il conforto degli altri. Esattamente. Loro avranno a disposizione 7 possibilità, speriamo bene. Non mancano i pronostici sugli autori e sugli argomenti della prima prova. Penso Primo Levi, Italo Svevo. Spero la guerra, la mafia. Aspettative deluse perché la scelta di quest'anno è tra Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo. Tra le opzioni delle 7 tracce anche testi di Piero Angela e di Oriana Fallaci, autori inaspettati che hanno suscitato un po' di delusione tra i maturandi. È una paura incredibile, aspettiamo solamente che sia tutto finito. E intanto crescono i disagi per residenti e turisti nei collegamenti marittimi per le isole minori dopo il sequestro di altre 6 navi della Caronte Tourist. Alle Olie preoccupazione per le forniture alimentari e lo smaltimento dei rifiuti. Sentiamo Francesco Triolo. Un'altra giornata di disagi nei collegamenti marittimi a mezzo traghetto da e per le Eolie, dopo il sequestro da parte della Guardia di Finanza delle navi della Caronte Tourist che operano sulle tratte delle isole minori. Soppresse diverse corse indispensabili per rifornire le isole. Ieri Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi e la frazione di Ginostra non sono state raggiunte da alcuna nave. Quanti disagi avete in questo caso? Non riuscite a passare sempre? Cosa succede?
Abbiamo moltissimi disagi perché ci sono pochissime navi e non riusciamo a lavorare. Io da stamattina alle 5 che sono qui, per partire adesso e tornare stanotte a mezzanotte perché non ci sono navi. Lei cosa deve fare? Io mi occupo di gestione rifiuti, isola di Salina, Lipari, un po' tutte le isole diciamo. Per i comuni è diventato un problema perché non riusciamo a viaggiare facilmente. Io dovevo partire domani mattina per lavoro e sono dovuta partire il giorno prima. È un gran disagio, cambio biglietti, insomma. Ma c'è anche problemi per l'approvvigionamento lì? Lei da che isola arriva? Da Lipari no, attualmente no. Attualmente, però nelle isole minori sì. Non ci sono navi completamente, proprio è una situazione veramente disagiata e poveri gli isolani di questa situazione. Alle mie spalle la nave Laurana che insieme alla Paolo Veronesi stanno cercando di garantire i collegamenti con le isole Eolie. 3 le corse previste in giornata, questa è quella straordinaria delle 13:30. Lei è appena arrivato dalle isole, com'è la situazione per quanto riguarda le navi, gli approvvigionamenti? Secondo me critica e molto imbarazzante. Non è un servizio che può continuare, noi trasportiamo beni di prima necessità, non è fattibile come cosa. Ora deve rientrare nelle isole? E venerdì, con la speranza che non tolgano qualche altra nave. Stamattina dovevo partire alle 9:30, anzi alle 9, e abbiamo 4 ore e mezzo di ritardo, partiremo ora all'1:30. Abbiamo grosse difficoltà a imbarcare anche per le isole Eolie, non c'è posti, c'è sempre carenza. Quindi le porto un esempio, noi domani imbarcheremo per Vulcano, domani è giovedì sera e forse ritorneremo sabato, forse. Il gruppo Caronte Tourist Isole Minori ha inoltrato un'istanza ai magistrati per trovare una soluzione e consentire alle navi sotto sequestro di poter operare sulle rotte verso le isole minori, una sorta di concessione d'uso che consenta la ripresa a pieno regime dei trasporti, mantenendo intatta la misura cautelare. Avrebbe ucciso con un coltello un gatto, squartandolo alla ricerca di cimici che sospettava qualcuno avesse introdotto nell'animale per spiarlo. Protagonista del gesto commesso nella tarda serata di ieri nel quartiere Cappuccini di Catania, Concetto Trippa, il 33enne, che l'8 aprile scorso si era barricato in un appartamento del popoloso rione di Librino, esplodendo anche alcuni colpi di arma da fuoco. A intervenire, come nello scorso aprile, è stata la polizia, allertata dai familiari. Gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser per bloccarlo e alcuni di loro hanno riportato delle lesioni alle mani. Portato in ospedale per essere medicato, l'uomo risultato positivo all'assunzione di stupefacenti è stato arrestato per uccisione di animale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, e poi è stato trasferito in carcere. Ed è deceduto questa notte a Favara Vincenzo Lattuca, 43 anni, il fratello di Jessica, la giovane, la 27enne, scomparsa nel nulla nell'agosto del 2018. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta per una overdose di droga. Nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati proprio per l'omicidio della sorella. Davide Sardo. È morto Vincenzo Lattuca, 43 anni, di Favara, già indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione della sorella Jessica, di cui non vi sono più tracce dal 12 agosto del 2018. Ieri sera è giunto cadavere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Forse è deceduto a causa di un'overdose. Si attende l'esito degli esami tossicologici. Il procuratore Salvatore Vella ha disposto l'autopsia e ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte come conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. L'esame autoptico sarà eseguito nelle prossime ore. Il 43enne ha avvertito un malore mentre si trovava nell'abitazione del padre, dove viveva. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha soccorso e trasportato in ospedale. La salma si trova nella camera mortuaria, dove questa mattina di buon'ora si è recata la mamma di Vincenzo, visibilmente affranta dal dolore e in precarie condizioni di salute. La signora Giuseppina, che per camminare si aiuta col bastone, accompagnata da alcuni parenti, ha voluto vedere, seppur per pochi minuti, la salma del figlio Vincenzo.
Oltre alla procura di Agrigento indagano la squadra mobile e i carabinieri. Sul corpo, come emerso da una prima ispezione cadaverica, non vi sono segni di violenza. L'uomo nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di avere ucciso a botte la sorella Jessica e aver fatto poi sparire il cadavere. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato dallo stato di ubriachezza della donna. Inoltre l'omicidio, come ipotizza ancora la procura, sarebbe stato commesso insieme con alcuni complici, così come la successiva distruzione del cadavere che non è stato mai ritrovato. L'attesa svolta nelle indagini con la morte di Vincenzo Lattuca è destinata ad una inevitabile battuta d'arresto. E ieri, in occasione della giornata mondiale per i rifugiati indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, l'imam Keit Abdelhafid e il direttore della Caritas diocesana Don Piero Galvano hanno guidato fedeli cristiani e musulmani in un momento di riflessione e preghiera per ribadire l'importanza di creare una comunità unita e accogliente. Un'occasione anche per ricordare le recenti vittime del mare che si aggiungono a un elenco che già conta decine di migliaia di persone tragicamente decedute nel tentativo di raggiungere l'Europa. Adesso andiamo a Lampedusa, restiamo purtroppo in tema nuovo naufragio con dispersi al largo di Lampedusa. Intanto sull'isola continua la visita della Commissione Europea per le Libertà e abbiamo sentito ai nostri microfoni il presidente della missione Aguilar che dichiara la situazione insostenibile. Angelo Gagliano. Non c'è tregua a Lampedusa anche nelle ultime ore, nonostante la presenza sull'isola di una delegazione della Commissione per le Libertà Civili del Parlamento Europeo. Gli sbarchi e i salvataggi in mare vanno avanti senza sosta. Purtroppo si registra anche l'ennesimo naufragio. Un barchino di 6 metri è affondato in area SAR, dove sono intervenuti uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a salvare 44 migranti, fra cui 6 donne. Secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero però alcuni compagni di viaggio. Gli arrivi delle ultime ore, facilitate dalle favorevoli condizioni meteo marine, hanno riempito di nuovo l'hotspot. La Commissione per le Libertà Civili del Parlamento Europeo ha ispezionato il centro di prima accoglienza di Contrada in Briacola. La situazione in questo momento è assolutamente inaccettabile. Nessuna isola, nessuna regione, nessuno Stato membro può essere abbandonato e lasciato da solo. Ci vuole una rete europea, ci vuole una solidarietà europea. Abbiamo visto il dispositivo di trasferimento in Costituzione. Vogliamo un dialogo interistituzionale col Consiglio per la fase finale di questa procedura legislativa e vogliamo completarlo davanti alla fine di questa legislatura. Se non ce la facciamo sarà un grosso fallimento dell'Unione Europea. Polemiche e tensioni hanno segnato la giornata di martedì. Lo scontro tra alcuni parlamentari europei italiani, espressione del governo Meloni, ed il presidente Felipe López Aguilar sarebbe stato originato da un cambio di programma che non sarebbe stato comunicato. Senta, io sono il presidente di questa delegazione, sono il presidente della commissione. Mi dico una cosa, onorevole. Io ho seguito l'indicazione che mi ha dato il segretariato. Come tutti quanti, tutti abbiamo un ordine del giorno completo per questa missione. E una volta La delegazione europea resterà a Lampedusa fino a domani. È morta intorno a mezzanotte la donna di 67 anni obesa, invalida e malata che ieri pomeriggio, dopo le dimissioni dal policlinico dove era stata ricoverata un mese, era rimasta quasi 4 ore distesa su una barella nell'androne del palazzo a Palermo perché nessuno ha aiutato i familiari a riportarla nella sua abitazione al 13° piano. Il figlio Giulio Pillitteri aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ad alcune associazioni private, ma nessuno è intervenuto tranne i carabinieri che hanno cercato in ogni modo di assistere la famiglia. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, i carabinieri hanno sequestrato a Nicolosi, siamo nel Catanese, una vasta area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali che sarebbero stati sistematicamente occultati tramite copertura di terreno con mezzi meccanici. Tra le persone indagate per gestione illecita di rifiuti, realizzazione e gestione di discarica abusiva e abbruciamento di rifiuti. Secondo quanto accertato, soprattutto grazie alle videoriprese, la discarica sarebbe stata gestita dai
dai rappresentanti e soci di un'azienda olearia e vitivinicola della zona su un terreno limitrofo a quello dell'azienda e di proprietà di ignari soggetti. Sarebbero stati interrati e bruciati anche scarti organici provenienti presumibilmente dall'attività dell'azienda, quali raspi e vinacce residuati dalla spremitura delle uve e residui delle attività di coltivazione e molitura delle olive. 10 anni fa il riconoscimento di patrimonio dell'umanità all'Etna, che attira da sempre l'attenzione dei turisti. L'UNESCO ha elevato a montagna, a tesoro da preservare, laddove purtroppo questa immensa risorsa turistica viene spesso deturpata da incivili senza scrupoli. Tonino De Mana. 10 anni fa il riconoscimento di patrimonio dell'umanità tra speranze, prospettive e progetti, alcuni realizzati, altri naufragati, altri ancora nel cassetto. L'Etna è sempre lì, da secoli spaventa con le sue devastanti eruzioni, la prima documentata risale al 737 a.C., ma da sempre attira attenzione ai turisti da ogni parte del mondo perché a montagna, come la chiamano i catanesi, rappresenta una risorsa e come tale va preservata. Per questo il vulcano attivo più alto d'Europa è entrato di diritto nella mappa UNESCO e lo ha fatto il 21 giugno 2013. Da quel giorno tanta acqua è passata sotto i ponti o tanta lava si è riversata nella desertica Valle del Bove, uno dei luoghi più suggestivi ed attraenti del vecchio Mongibello. Gigantografie, box interattivi, documentari, pannelli, percorsi didattici. Il Museo dell'Etna a Via Grande è un vulcano di emozioni che racchiude ogni aspetto di quella famosa motivazione per la notorietà, per l'importanza scientifica, culturale ed educativa che ha elevato l'Etna a patrimonio dell'umanità. Il brand Etna è sempre più riconosciuto, sempre più importante, sempre più noto e di questo se ne avvantaggiano in tanti, tutti gli operatori, sicuramente direttamente coloro che si occupano di turismo sull'Etna, ma anche indirettamente quanti ovviamente col nome dell'Etna svolgono diverse attività. Sono tanti turisti, specialmente stranieri. Qual è la domanda più ricorrente sull'Etna? Cosa vi chiedono in particolare? Di solito chiedono: ma non vi spaventate di vivere e di lavorare proprio alle pendici di un vulcano attivo, uno dei più attivi del mondo? Diciamo, conviviamo con grande tranquillità e abbiamo soprattutto un grande rispetto della nostra mamma Etna. Ma non è tutto rose e fiori. L'altra faccia dell'Etna è quella deturpata dai soliti incivili che scaricano di tutto, trasformando uno dei posti naturalistici più belli al mondo in discariche a cielo aperto. Quasi mortificante documentare il degrado e giustificarlo ai turisti, come conferma questa guida naturalistica. E dopo che una persona fa 10-12 mila chilometri, ti raggiunge qui nel splendido territorio siciliano del vulcano Etna, non puoi dire che è l'incuranza dei locali. Questo veramente a volte siamo costretti a farlo. Ecco. Tante le iniziative per i 10 anni del riconoscimento UNESCO, con mostre ed incontri presso il Museo dell'Etna, al Monastero di San Nicolò l'Arena a Catania e al Museo dell'Etna di Via Grande, dove sono previsti l'apertura straordinaria della Casa delle Farfalle e la chiusura del concorso scolastico Il Vulcano che vorrei, riservato agli alunni delle scuole elementari di Catania e provincia. Andiamo a Palermo adesso, dove c'è davvero grande fermento per il doppio concerto di Vasco Rossi giovedì e venerdì sera allo stadio Renzo Barbera, che riabbraccia la musica dopo davvero tantissimi anni. Il cantante è già in città, dove è arrivato ieri per provare, per fare il sound check della serata, e da oggi scattano i divieti di circolazione e di sosta, anche se i fan più sfegatati sono da giorni accampati proprio in quella zona. Sentiamo Manlio Viola. È già sbarcato a Palermo con grande anticipo Vasco Rossi, è giunto in aereo all'aeroporto Falcone Borsellino addirittura ieri pomeriggio, 2 giorni prima del soundcheck e in anticipo di 3 giorni sul primo concerto. In pochi sapevano del suo arrivo, così come si tenta di tenere nascosto il suo alloggio, ma i fan hanno subito scoperto che si trova a Villa Igea, dove però è inavvicinabile. Nel frattempo, terza notte in tenda per i fan irriducibili, che sono arrivati già nel fine settimana e hanno realizzato una vera e propria tendopoli di fianco allo stadio.
Siamo gli irriducibili, siamo quelli delle tende, quelli che combattiamo per avere qualcosa, perché rispettiamo gli ideali di Vasco, perché siamo attratti da lui come una calamita, dagli stessi ideali che ci hanno insegnato i nostri genitori, e cioè quelli dell'onestà. Non siamo quelli del tutto maledetto e subito, combattiamo per poter stare in modo onesto e correre sotto le transenne e stare sotto al suo cuore. Siamo una popolazione che si riunisce ogni anno per lui e facciamo dei sacrifici per stare qui da lui. Tante persone magari ci condannano, mandate a lavorare, però magari noi facciamo dei sacrifici, facciamo il nostro lavoro e poi le nostre vacanze sono per Vasco. E tutte, noi già siamo con sacrificio da maggio, 10 giorni prima alle tende a Rimini, e poi Bologna, e poi a Scendere, e poi siamo arrivati in questa meravigliosa terra, Palermo, la cosiddetta Conca d'Oro. Fra gli accampati anche una mamma con la figlia. La fan più sfegatata è la madre, che ha coinvolto la figlia fin dai suoi 16 anni, ma fino ad oggi non sono mai riuscite, o almeno non erano, a vedere un concerto insieme. Quest'anno che siamo insieme a Palermo dobbiamo vederlo insieme, accanto, piangere, ridere, cantare e gridare insieme. Tanti fan che arrivano da oltre lo stretto, ma tanti anche quelli che arrivano dal resto della Sicilia. Io vengo da Enna, cioè sono originario di Enna, ma adesso vengo dall'ultima tappa che è stata quella romana. Abbiamo fatto tutte le date del tour, siamo partiti dal soundcheck da Rimini, abbiamo fatto le 2 date di Rimini, le 4 di Bologna, le 2 romane e adesso mi toccano le 2 in casa. Dalle 19 scattano i divieti in vista delle prove generali, divieti che resteranno in vigore fino alle 4 del mattino di sabato prossimo. 2 i concerti, giovedì e venerdì, complessivamente 75.000 spettatori. E per Vasco Rossi anche la sanità si ferma. Sospesi e rinviati gli interventi chirurgici previsti al presidio ospedaliero traumatologico CTO dell'azienda Villa Sofia, che si trova dentro l'area interdetta al traffico. Sarebbe impossibile per pazienti e familiari arrivare e defluire, quindi chi si deve operare dovrà aspettare la settimana prossima. Temperature in salita, in Sicilia aumenta dunque il rischio incendi. In Sicilia i forestali hanno appena preso servizio e non c'è stato il tempo di fare manutenzione e barriere tagliafuoco della campagna prevenzione incendi. Parleremo oggi a Sicilia 24 Focus, in studio con Lorena Dolci, l'assessore regionale al territorio Elena Pagana, il segretario regionale del SIFU Confali Franco Cupane e Carmelo Barbagallo dei Vigili del Fuoco. L'appuntamento è in diretta dopo il nostro telegiornale alle 14.30 e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potrete inviare i vostri messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Ancora una pausa, poi il calcio. Il calcio in chiusura con il Palermo che si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in A. Rompere gli indugi ci ha pensato il presidente del Manchester City. Sentiamo in che senso nel servizio di Marco Gullà. Last summer, Palermo joined. L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo club, abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Il Palermo si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in Serie A. A rompere gli indugi ci ha pensato direttamente il presidente del Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, che nell'intervista di bilancio di fine stagione ha riservato uno spazio al Palermo. Palermo merita la Serie A, la sintesi della clip sul club rosanero. Mercato, Lucioni e Gondò sono i primi 2 rinforzi del Palermo. La società rosanera ha trovato l'accordo sia con l'esperto difensore, che il 25 settembre compirà 36 anni, sia con il Lecce, club proprietario del cartellino. L'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo attesa a giorni è fatta anche per Cedric Gondò, attaccante della Cremonese in prestito all'Ascoli nella scorsa stagione. Gondò si è allenato in palestra con addosso la maglia del Palermo e ha postato sui social le immagini, un indizio importante. Gondò sarebbe così il primo colpo offensivo del
del Palermo, ma non sarebbe l'ultimo. La dirigenza rosanero vuole rivoluzionare il reparto, che quest'anno è dipeso troppo dai gol, in tutto 17 di Brunori, poi nessuno ha segnato più di 4 gol. Il Palermo sta anche tentando il grande colpo, ovvero quello di arrivare a coda del Genoa, occhiolino strizzato al calciatore. Sul fronte cessioni si lavora alla partenza di Soleri. Fumata bianca in extremis per il Messina, che è stato iscritto al campionato di Serie C. Adesso la palla passa alla Coviso, che poi eventuali acquirenti. Sergio Colosi. La Serie C è salva, ma adesso il futuro del Messina è tutto da decifrare. Il presidente Pietro Sciotto, contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi, ha iscritto la squadra al prossimo campionato di terza serie, versando oltre €1 milione per il pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre marzo, aprile e maggio, €60.000 per la tassa di iscrizione e €350.000 per la fideiussione assicurativa a garanzia dei futuri esborsi. Completati i pagamenti, prima della scadenza il club ha redatto il documento conclusivo relativo ad una dichiarazione di natura fiscale. La regolarità degli incartamenti inviati sarà valutata dalla Covisoc martedì 27 giugno. Il silenzio e la riflessione degli ultimi giorni di Sciotto sono risultati decisivi rispetto alle sue dichiarazioni di voler cancellare il calcio professionistico a Messina e all'amarezza espressa per la contestazione ad oltranza dei tifosi. Dopo l'iscrizione però Sciotto è chiamato a decidere in fretta il futuro del club, tenendo conto però che il rapporto con la città è definitivamente compromesso, né la svolta di ieri può portare a nuovi equilibri. All'orizzonte ci sono due possibilità. La prima, la ripresa della trattativa con l'armatore piemontese Fabrizio Mannino. La seconda, ad una soluzione con Sciotto presidente, Antonio D'Arrigo direttore generale, Pippo Bonanno consigliere, Ezio Reciti in panchina e una squadra di giovani. Ma in questa seconda ipotesi si rischierebbe seriamente di vanificare quanto fatto ieri. Il telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19. Vi lascio con Lorena Dolci e il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti un buon proseguimento di giornata.